Ben ritrovati, buon Natale, appuntamento con F Motori, noi andiamo avanti e nonostante il periodo di festa andiamo avanti raccontandovi gli sport motoristici del Friuli Venezia Giulia e anche questa settimana ci sono gli ospiti che vado a presentare, un benvenuto al pilota da rally, è con noi Matteo Bearzi. Buonasera. Ancora 4 ruote con il pilota dell'Amazzoni Racing, Formula Driver Paolo Milotti. Buonasera. È un giovanissimo pilota di minicross e mini enduro dal motoclub Romance, c'è Axel Primozic. Qualche notizia, in questo caso per quanto riguarda appunto gli appuntamenti del 2014, sono usciti appunto i calendari sia per AC Sport che per Federmoto della stagione appunto 2014, per la nostra regione a febbraio appuntamento con il Rally Ronde Terra del Friuli, a marzo ritorna l'appuntamento con l'Italian Bahia con la conferma della validità mondiale dell'appuntamento, Pordenonese a maggio ritorna la Verzegnis alla Chianzutan, grandi novità di inizio luglio con il nuovo Rally Day della Carnia, seguito a fine mese dal Rally di Maiano, conferma del campionato italiano per il Rally del Friuli e delle Alpi Orientali, parliamo di fine agosto, a ottobre ci sarà la Cividale Castelmonte e alla fine dello stesso mese il Rally di Piancavallo spostato di data rispetto a maggio come è stato nel 2013. Per il motociclismo a marzo riconferma degli internazionali d'Italia Super Mare Cross di Bibbione, ad aprile ci sarà il ritorno del campionato italiano trial a Tolmezzo ed ad agosto la riconferma del mondiale di Speedway, il Grand Prix a Terenzano. Allora, c'è il Rally Day, l'abbiamo dato anche nelle notizie, il Rally Day della Carnia 5 e 6 di luglio, con noi Matteo Bearzi anche per parlare, oltre che la sua attività di pilota da rally, anche di questa grande avventura che lui assieme a un gruppo di piloti appassionati carnici ed ovviamente anche il gruppo pordenonese della Nordist Idea ha voluto proporre questa grande avventura del Rally Day a luglio. Allora, quali sono le sensazioni tue da carnico, da un pezzo, proporre proprio a casa tua un rally di questo genere? Beh, diciamo che è sempre stato un sogno che vedo pian piano che si sta realizzando, quello di continuare la tradizione rallistica in Carnia e organizzare un rally nel mio paese di origini è proprio veramente un sogno realizzato. Che ricordi hai te di quegli anni, gli anni 90, quando si correva proprio lì in quelle zone, il rally della Carnia con tanti forti piloti, con zone in cui si correvano delle speciali anche coinvolte nel Piancavallo dove correvano fior di piloti? Ma diciamo che la mia passione è nata proprio su quelle strade quando andavo a vedere con mio padre e mia madre il rally di Piancavallo o il rally della Carnia. E quindi già fin da bambino, anzi, avevo ancora il ciuccio in bocca che andavo a vedere le Porsche e quindi la passione nasce da lì. Rally Day, perciò un format per avvicinare anche i giovani, costi contenuti, ma soprattutto delle speciali che scopriremo nei prossimi mesi, fantastiche. Sì, diciamo un Rally Day ricalca un po' lo stampo dei Rally Sprint di una volta, quindi ci saranno 2 prove speciali che in questo momento sono ancora segrete, in fase di definizione. E quindi anche è una cosa per agevolare i giovani perché ci saranno dei costi ridotti in quanto è una gara che sarà sviluppata su 2 giorni solo, quindi sabato e domenica, e col chilometraggio ridotto rispetto a un rally che può essere un Coppa Italia, diciamo quasi in metà rispetto a Coppa Italia, quindi anche i costi di noleggio e di gestione di auto è molto inferiore. Quali sono le sensazioni degli addetti ai lavori della vostra avventura come Nordist Idea di proporre questo rally? Diciamo che le sensazioni sono già molto buone, infatti abbiamo già parecchio riscontro da parte degli addetti ai lavori oppure dagli appassionati, perché riportare in auge il nome del Rally della Carnia, anche se non è il Rally della Carnia, sarà un Rally Day della Carnia, diciamo che sta creando molto interesse, oltre che in Friuli, anche stiamo vedendo nel Triveneto, e c'è già arrivata qualche richiesta di informazioni maggiori anche dalla Lombardia a Piemonte. Quindi diciamo sarebbe bello appunto. Diciamo che il nome Rally della Carnia la gente si ricorda. L'ho vissuto sì, magari in maniera diversa, sì. A tuo avviso può comunque esserci un bel mix tra piloti esperti, giovani magari ai primi rally, penso sia l'ideale, anche perché per alcuni resta poi il grande ricordo di aver iniziato con un rally così. Chiaro, difatti sicuramente ci saranno dei giovani che inizieranno come prima esperienza, come tanti di noi all'epoca hanno iniziato con un rally sprint, appunto perché i costi sono contenuti, e sicuramente ci sarà qualche big in quanto le prove sono prove storiche
e sicuramente attraggono. Di nuovo con voi, di nuovo con F Motori, gli sport motoristici del Friuli Venezia Giulia. Matteo Bearzi, qual è stata la risposta dell'amministrazione comunale di Ampezzo quando si va a proporre un rally? Beh, diciamo che siamo rimasti un po' stupiti perché è stata una risposta super positiva. Di solito noi in questo mondo siamo sempre un po' sotto l'occhio del ciclone, perché con le autovetture sulle strade della montagna si crea sempre un po' di caos, diciamo. Anche se poi lo scorso anno, anzi quest'anno a marzo, si è corsa l'Internazionale Italia, gli assoluti di enduro, Sì. perciò c'è stata una bella risposta. Ormai Ampezzo si sta, dopo un mondiale del 2001 fantastico di enduro, avvicinando in maniera pesante al mondo dei motori, questa volta a 4 ruote. Sì, diciamo che abbiamo avuto una risposta veramente positiva, specialmente dal sindaco Benedetti, il quale non appena abbiamo proposto quello che volevamo fare ci ha subito appoggiato in tutto e ci sta appoggiando e penso che ci continuerà a appoggiare fino al giorno della gara. Quindi diciamo come risposta dell'amministrazione comunale è veramente soddisfacente. Poi in questo caso le competizioni motoristiche, nello specifico i rally, portano un indotto che va a sviluppare i locali pubblici, i ristoranti, tante cose che poi hotel vengono prese d'assalto poi perché arrivano addetti ai lavori, si spostano centinaia, spesso migliaia di persone. Sì, chiaro, anche perché facciamo conto, un centinaio di auto sono quasi 400-500 persone a seguito. Più amici? Più amici, che portarli nelle valli per un weekend è sempre un indotto, è sempre a livello di far girare l'economia. Vuol dire poi anche avere, soprattutto dalla vostra parte, quando si portano dei numeri, esercenti, albergatori che in questo caso dovranno credere a eventi come questi. Ecco, sì, difatti il primo anno è sempre un anno di test, per riuscire a convincere gli scettici, che ci sono sempre, ma sicuramente dal secondo anno in poi verranno a chiederci loro di organizzare. Paolo Milò, tornando al contesto rally, poi tu quest'anno comunque ti sei fatto anche qualche bel rally dal Piancavallo, ma non solo, a Maiano, ma non è andata così bene mi sembra, no? No, Maiano è andato bene. Anzi, Alpi Orientali non ti ho visto all'arrivo, no? Sì, no, mi hai visto, ma stavano già smontando il palco, perché ho avuto 2 forature, di cui l'ultima... Sei stato un mezzo disastro, una grande sfortuna. Grande sfortuna, invece il rally del Maiano è andata bene, ho vinto la classe, sono arrivato ottavo assoluto. È la sensazione del Piancavallo, in cui manderemo appunto in onda anche uno spezzone di un tuo camera card, di uno speciale che dedicheremo proprio agli sport motoristici, vi daremo tutte le informazioni chiaramente sempre sulle programmazioni di Telefriuli. Che sensazione è correre un rally con un nome così importante? Ma diciamo che correre un rally come il Piancavallo è sempre un'emozione forte, difatti non appena a inizio anno abbiamo visto che era in calendario, subito iscrizione al volo. Messo da parte il budget per farlo e penso nel 2014 sarà uguale. Ecco, tu hai una grande fortuna, sei invidiato anche per il fatto che hai un gruppo A, una Clio Williams. Sì. E il nostro Paolo Mazzotti dice di sì con la testa, perché averne una, possederne è un sogno per molti. Sì, diciamo che anche lì è un altro sogno realizzato, perché guidare una Clio Gruppo A, anche se ormai ha i suoi anni, però è sempre un'emozione. Beh, la scorsa settimana c'era Marco Zannier, uno che andava fortissimo, è andato fortissimo, sì. Purtroppo al Dolomiti l'avrebbe vinto perché è stato sfortunato, le 2 speciali iniziali le ha vinte entrambe, perciò la macchina continua a essere super competitiva. È una macchina che ancora può dire la sua su certi terreni, con piloti che la sanno guidare. E ci sarà anche un mini trofeo al Rally Day della Carnia dedicato... È ancora in fase embrionale, quindi non voglio svelare niente, però stiamo organizzando un mini trofeo per il Rally della Carnia per riunire il più possibile... Marco Zanni l'ho già avvisato comunque. Quindi... Lo sapeva già, Ma no, sì, potrebbe essere un'esperienza da provare, diciamo. Io la prima gara in vita mia l'ho fatta su terra, in un Formula Driver, con un Peugeot 205, poi mi sono buttato sui rally, però non è detto che prima o poi una gara in comunque pista. Può essere appunto una bella porta d'ingresso alle competizioni. Ormai siamo alle battute finali, io a questo punto ricordo ovviamente lo speciale che faremo a fine anno, tenetevi informati, il ringraziamento ovviamente va a tutti
tanti motoclub, scuderie, organizzatori che hanno reso possibile lo speciale che andremo poi a fare pubblicizzare. Io ringrazio gli ospiti di questa nuova puntata di F Motori. Abbiamo parlato di rally con Matteo Berardi, il pilota da rally, in questo caso a parlare dell'organizzazione del Rally Day di luglio 2014, Rally Day della Carnia. Per la Formula Driver il pilota Paolo Milotti della Mazzoni Racing è un giovanissimo pilota di minicross e mini enduro. Abbiamo avuto con noi Axel Primozic. È tutto per F Motori, un augurio di buon Natale, ci vediamo la prossima settimana sempre con F Motori. Ciao!